Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora la domanda è: sta cominciando una grottesca caccia delle procure nostrane a Elon Musk? Detta così è per il momento esagerata e comunque sarebbe appunto grottesca. Parliamo dell'uomo più ricco del mondo, di non solo di un grandissimo imprenditore, ma di un grande visionario che ha un cronoprogramma per portare l'umanità su Marte, cioè di un genio, tecnicamente un genio che apre nuovi scenari per l'umanità, che crediamo sia difficilmente afferrabile dalla pur efficiente macchina giudiziaria italiana. Ma perché abbiamo fatto questa domanda? Perché una delle notizie più commentate sui giornali di oggi è il coinvolgimento di quello che è l'uomo di Musk in Italia, Andrea Stroppa, in un'inchiesta per corruzione portata avanti dalla Procura di Roma. L'inchiesta ha visto l'arresto di due persone che non sono Stroppa, sono il dirigente di Sogei, Paolino Iorio, e l'imprenditore Massimo Rossi, accusati, diciamo, il primo di aver intascato una presunta tangente di 15.000 euro dal secondo per diciamo, aggiudicarsi un appalto di un bando che appunto era in capo a Sogei. Però l'inchiesta si è allargata, coinvolge varie persone, tra gli indagati figura anche Stroppa per una questione di diciamo un rapporto con un ufficiale della Marina che avrebbe girato a Stroppa delle informazioni riservate che Stroppa non avrebbe dovuto avere per coinvolgere Starlink, un grande sistema satellitare di Musk, che appunto è rappresentato in Italia da Stroppa, in un affare. Insomma, una vicenda molto, molto intricata, ma il tecnicismo giudiziario ci interessa poco. Quello che un po' fa scattare il malpensante che è in noi è la tempistica ed è diciamo l'orientamento ideologico che è difficile non vedere nell'iniziativa delle procure italiane. Via, andiamo di eufemismi stamattina. Perché insomma Elon Musk è un personaggio particolare che nell'ultimo periodo si è molto connotato diciamo anche politicamente in senso lato. Non solo è uno stranoto, ha partecipato anche a un comizio, quindi è proprio un embedded grande sostenitore di Donald Trump, cioè l'incubo per tutti i deep state di tutti gli stati occidentali, diciamo, ma è anche una persona che ha chiaramente elogiato l'azione del governo italiano di centrodestra. Recentemente ha consegnato il premio Global Citizen alla Presidente del Consiglio Meloni, che ha proprio pubblicamente elogiato come esempio di una politica conservatrice nell'interesse dei valori occidentali, quindi tutta una serie di parolacce, diciamo, per il mainstream. Ha più e più volte ribadito il suo sostegno e la sua amicizia personale anche con Matteo Salvini e soprattutto la vicinanza rispetto alla follia del processo Open Arms, che sapete venerdì vedrà la ringa della difesa, elogiandolo anche su X come esempio di politico occidentale che non si è dimenticato che gli stati-nazione esistono, che i confini esistono, che vanno tutelati e che l'immigrazione clandestina di massa non è nell'interesse dell'Occidente, non è nell'interesse dei cittadini occidentali. Ecco, questo è Elon Musk, no? Un eccentrico, diciamo, ideologicamente rispetto appunto al mainstream e a tutti gli apparati. Allora, per stringere lo zoom e andare nel piccolo, sicuramente non piace molto neanche ai piccoli apparati italiani, soprattutto visto appunto il suo entusiasmo, diciamo, per il governo di centrodestra. Non solo, ma Elon Musk, proprio sull'onda di questa vicinanza con l'attuale governo italiano, ha ventilato la possibilità di investire parecchio in Italia, una cosa che è stata confermata ieri anche a Como Lake, dove si teneva il G7 sulla tecnologia digitale a Cernobbio, dove ha proprio preso corpo l'idea del governo di coinvolgere Starlink
per recuperare i ritardi del piano Italia a 1 giga, finanziato dal PNRR in teoria, per collegare 7 milioni di civici della penisola che oggi non hanno accesso alla banda larga, ma più in generale ha manifestato la chiara intenzione di investire fortemente in Italia. Ecco, non vorremmo che questa piccola inchiesta che occupa 22 secondi nei pensieri della giornata di Elon Musk, non gli abbia chiarito cosa succede a chi ventila di investire in Italia e cosa succede in Italia a chi prende posizioni scomode, posizioni anti-mainstream, posizioni addirittura a sostegno del centrodestra e del contrasto all'immigrazione. Sarebbe una caccia a maschere tragicomica, ma inquietante e a modo suo, diciamo, un segno dei tempi ideologici che corrono. Speriamo non sia così. In ogni caso, come diciamo spesso, go Donald, go riferito a Trump, diciamo anche go Elon, go, e chi se ne frega delle piccole inchieste italiane. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.